Ecco, forse è doveroso un distinguo, ma poi se mi impasticco io mica obbligo nessuno e poi che male faccio, l'importante è divertirsi. Su questo rispondo io. Sì, risponderlo. L'importante è divertirsi, sì, se lo fai a casa tua. Nel senso che nel momento in cui tu ti pasticchi, le reazioni che il tuo corpo ha non si sa quali sono. E tu vuoi impasticarti nel tuo giardino? Liberissimo di farlo, ti metti il tuo radio e balli. Ti impasticchi all'interno del locale e ti comporti male, devi avere rispetto per le altre decine e centinaia di persone che sono presenti all'interno del locale e che hanno lo stesso tuo diritto di divertirsi senza avere te che li infastidisci. In realtà poi non è uno, ma sono di più e quindi si crea una massa critica. È il comportamento che crea la sostanza che non è controllabile o non è stimabile, perché dipende che sostanza tra l'altro prende. Ecco, ma chiedo a lei, adesso, col fatto che comunque, al di là del rave party, che proprio ha delle finalità ben specifiche, non entriamo nel merito, è frequente l'utilizzo di sostanze varie per sballare, per uscire da una forma di inibizione che esiste, poi noi andiamo ad analizzare psicologicamente il perché uno voglia, tra virgolette, sballare come cosa. Succede perché i giovani hanno bisogno di quella leva ulteriore per disinibirsi, togliersi certe inibizioni. Rispetto a una volta la percentuale era comunque più bassa, voi per una più difficoltà maggiore a reperire certe sostanze, circolavano, costavano anche di più. Adesso chiunque può accedere a tutto, eccetera, a qualsiasi età. Per voi è cambiata la gestione della sicurezza? È diventato più impegnativo anche impegnarsi in questo settore? Ma è cambiata sicuramente, è diventato estremamente più impegnativo. Adesso il grosso problema, uno dei grossi problemi, per esempio, per quella percentuale, perché ricordiamo che parliamo di percentuali abbastanza risicate, non è che tutti bevono o tutti fanno uso, anzi si parla di percentuali abbastanza risicate. Però per esempio, dato che all'interno del locale c'è un controllo fatto in primis da noi, in secondo dai baristi stessi che verificano di non dar da bere a chi è troppo ubriaco, sempre in base alla sensibilità del gestore, perché ad alcuni proprio il problema non gli si pone, se il gestore è sensibile non gli dà da bere, eccetera, 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 certi clienti tendono ad arrivare già bevuti, diciamo, o addirittura già con le bottiglie in ingresso, perché all'interno giustamente costa, è un lavoro, e al supermercato costa un quinto. La bravura nostra si cerca di identificare queste persone perché si sa che se hanno bevuto da 5 minuti gli effetti dell'alcol non ci sono e si scatenano dopo 20 minuti che mi sei all'interno del locale. Per cui se io logica vuole che se mi arrivi bevendo presumo che non hai iniziato adesso, ecco. Ecco, queste persone che hanno questa competenza, questa qualifica, eccetera, saranno riconoscibili, individuabili, trovabili per loro che gestiscono i locali? Sì, ci sarà un sito internet. Purtroppo la figura professionale è stata creata con Regione Veneto. Le figure professionali a livello italiano devono essere autorizzate da Roma. Intanto noi abbiamo fatto il passo, siamo partiti, poi vedremo l'evolversi della situazione. Io ci andavo al River Club, c'era Gino Paoli e Patti Bravo, e adesso cosa fanno i giovani? Cosa fanno i giovani adesso? Adesso staremo a vedere perché la nuova gestione non certo vanno per Gino Paoli. Di sicuro no, non faremo cantanti italiani anche perché avrebbero poco appeal, forse i cantanti italiani oggi sono più da palazzetti, da stadi, da quelle situazioni lì dove si va lì per ascoltare il concerto. Oggi la figura predominante, come si diceva prima, è quella dei disc jockey, e quindi ci saranno a River Club, come ha chiesto, dei nomi internazionali come Oliver Heldens piuttosto che Michael Calfan, Tommy V nazionale, Mauro Ferrucci, DJ anche italiani che comunque tengono alto il valore dell'Italia oggi. Ecco, gestire una discoteca, abbiamo visto il fattore sicurezza, quindi trovare le persone giuste che siano all'altezza di affrontarla, a prescindere che ci sia o non ci sia una normativa nazionale, a parte la sicurezza del luogo di lavoro che vale per tutte le aziende. Il DJ giusto, il che non è una cosa semplice, con le strumentazioni adeguate. Tutto questo potrebbe costituire un fattore che distingue la discoteca dal wine bar, dove c'è anche musica, intrattenimento, eccetera. Ma è ben chiara questa distinzione? Beh, a livello legislativo sì, perché una discoteca ha una licenza di intrattenimento danzante, quindi è un locale che comunque parte per il presupposto di accogliere un certo numero di clienti, ha un piano di emergenza, un piano di evacuazione, cioè c'è una commissione che prima di aprire il locale viene a visitare il locale. Quindi c'è tutta una serie di requisiti nella strutturazione dell'edificio. La discoteca non è un wine bar. Esatto, però
Succede il confine a volte è molto vicino, perché giustamente metti un DJ, il DJ dentro il bar che magari è di grandi dimensioni inizia a mettere la musica e la clientela inizia a ballicchiare, però non è una discoteca. Facciamo veramente un punto su questa cosa, perché per noi come sindacato è importante distinguere le due cose. Stanno andando molto questi locali borderline? Vanno molto perché noi dobbiamo offrire un prodotto, abbiamo anche molte spese. Un bar sicuramente riesce a cavarsela con meno spese. E adesso che c'è crisi, adesso che c'è crisi, molte volte poi la legislazione dell'orario e tutto quanto, i bar adesso possono tenere aperto soprattutto in zone esterni con orari molto più prolungati, le 3, le 4 di mattina, non è un problema. La discoteca che orari ha in generale? La normativa della chiusura della discoteca? Con la liberalizzazione degli orari non abbiamo una normativa in sé, e viene fatta un po' dal comune. Okay? Il comune può darti una chiusura anticipata, ma la discoteca in sé può chiudere alle 4, alle 5 di mattina, alle 6. Non c'è scritto da nessuna parte che noi dobbiamo chiudere. È logico che se siamo all'interno di un centro abitato, creiamo confusione e altro, il sindaco può intervenire e ridurre l'orario di chiusura. Però qui entriamo in un ambiente molto più complicato di legislazioni, di leggi, normative, che non penso sia questo il luogo adatto per discutere. No, era proprio per capire poi anche con che logica possono sorgere questi locali. Abbiamo parlato di Jesolo, ma parliamo anche di Padova, dove ci sono altri, e i problemi contingenti. Sicuramente adesso l'apertura di un nuovo locale, soprattutto estivo, è molto più difficoltosa da parte di noi, perché vengono studiati gli impatti ambientali, impatti sul rumore, mentre una volta, diciamo, era più permissivo, c'era più facilità, diciamo, ad aprire una discoteca. Adesso per fortuna c'erano zone anche meno urbanizzate. C'erano zone meno urbanizzate e la gente adesso è meno permissiva, perché un po' di rumori ti dà già fastidio, e quindi dobbiamo accontentare sia chi vuole ballare che però chi vuole riposare. Quando vado al mare io casino non ne voglio, altro che disco, andate a lavorare. E qui torniamo nel solito discorso. C'è gente che interpreta, vuole andare a riposarsi, ma c'è gente anche che vuole andare a divertirsi, perché no? Siamo in una comunità e ognuno ha la possibilità di divertirsi come vuole. Se io lavoro durante tutto l'anno, perché mi viene negata la possibilità di divertirmi una settimana? E dice io lavoro tutto l'anno e voglio riposare, perché mi deneghi di riposare, di dormire. Ricordiamo anche che comunque fa sorridere le andate a lavorare, perché comunque strutture così danno da lavorare a 50, 60, 70 persone che fanno camerieri, baristi, addetti alla sicurezza, parcheggiatori e quant'altro serva all'interno di un locale, quindi l'andare a lavorare fa sorridere. Perché sì, è vero, magari a volte si dà fastidio, ma comunque si crea occupazione e posti di lavoro. Quello che si lavora noi per gestirlo, perché andate a lavorare, cioè lavoriamo una media di 16 ore al giorno per gestire il tutto, quindi 17. Chiedo anche a lei proprio una questione di sicurezza, qua, di compatibilità, perché immaginavo che si finisse in questo discorso, perché abbiamo target diversi, ma immagino, è come se anche voi a un certo punto finite di lavorare alle 7 di mattina, tra una cosa e l'altra, ti butti per dormire e cominciate a sentire aspirapolvere, bambini, cose attaccate, cioè impazzisci e dai fuori di testa, eppure è l'ora in cui magari tutti si possono svegliare e iniziare a fare casino, ti fa impazzire. Però trovare, come avviene in altri paesi del mondo, come avviene in Europa, di valorizzazione dei parti delle città dove c'erano dei centri industriali, Porto Marghera della situazione, eccetera, è fattibile, dove creare dei luoghi di divertimento deputati a questo, perché c'è poca residenzialità, o può essere pericoloso, lo dico come sicurezza? La pericolosità va in base ai fattori ambientali e territoriali che ci sono. Cioè le concentrazioni di locali può essere pericolosa oppure no, secondo lei? No, la concentrazione di locali no. È più gestibile forse? È più gestibile e sicuramente non ha nessun livello di pericolosità. La pericolosità può essere data da tutto quello che è intorno ai locali, ma dal locale in se stesso. Sono talmente tanto sotto l'occhio del ciclone, pressati, controllati, verificati in bastava sapere questo. La pericolosità è... Ecco, allora siamo giunti al termine. Ricordiamo appunto questo weekend che si riapre questo locale storico, il Kings River Club di Jesolo. Bocca al lupo a questo punto per questa avventura imprenditoriale. Comunque ci fa piacere, perché vuol dire che qualcosa eppur si muove anche nell'economia, perché fare un investimento di questo tipo implica che voi già prevedete un certo afflusso, che appoggerà questo progetto di formazione, quindi di sicurezza qualificata, e quindi anche questa è una cosa importante, anche se già voi aderite a tutti questi parametri.
e vi terremo aggiornati sull'andamento del settore discoteche. C'è una leggera ripresa anche per voi oppure no? Speriamo. Speriamo, Ce quindi per l'auguriamo. adesso Ce si l'auguriamo, esatto. come in tutti i settori. Benissimo, grazie di essere stati qui con noi, Grazie. naturalmente buon proseguimento e voi grazie ancora di averci seguito, arrivederci.